benvenuti. Siamo giunti al terzo appuntamento della rubrica Qual Buon Veneto. Per ora rimaniamo nella provincia di Venezia per visitare una città che mostra ancora i segni di un glorioso passato. Graticolato romano, 79 ville storiche e numerosi parchi. Stiamo parlando di Milano. Milano è una città della campagna veneziana, anche se dall'antica Roma fino al 1400 è sempre stata sotto il controllo di Padova e il dialetto di adesso ne è una prova. L'antico nome latino Miranum ne spiega le origini. Si pensa infatti che ci fosse una torre di avvistamento romana per il controllo del territorio. La pianificazione urbana a graticolato è opera dell'imperatore Augusto. Un luogo rilevante della città di Milano è il Duomo di San Michele Arcangelo. Anche se è soltanto di epoca rinascimentale, è al suo interno che troviamo i veri tesori. Ad esempio è esposta la pala di Sant'Antonio del Tiepolo. Il giardino della Villa Belvedere è il giardino principale di Milano. È stato inserito nella lista dei giardini più belli d'Italia. Una collina boscosa artificiale fa da base ad un castelletto molto suggestivo. È una finta rovina medievale in stile neogotico. Risale infatti al 1800. La torretta, a cui si accede con una scala a chiocciola, riserva una vista a 360 gradi, davvero intrigante. Ecco spiegato il nome, Belvedere. Nasconde poi grotte e cunicoli sotterranei, veramente misterioso. Uno di questi portava alla Villa Belvedere, altri, che sono purtroppo al momento ostruiti, portavano ai castelli qui vicino, come ad esempio il castello di Stigliano, a Noano. L'obiettivo di Iapelli, l'ideatore, era quello di creare un paesaggio misterioso e fatato. Possiamo dirlo, di certo c'è riuscito. Milano merita davvero di essere visitata. Una città storica, una città ricca di fascino. Grazie per averci seguito. A presto!